Buongiorno a tutti. Oggi siamo a Vigonovo e questa è una specie di diga costruita sull'idrovia. L'idrovia cos'è? È un canale navigabile che collega, o meglio doveva collegare, Padova, zona industriale, e la laguna di Venezia per il trasporto di merci, per evitare quindi che fossero trasportate su gomma o su treno, un modo più economico. Purtroppo è stato un progetto che è naufragato e siamo qui a testimoniare questa gigantesca infrastruttura tipo cattedrale nel deserto. Adesso proveremo ad arrivare fino in alto. Proveremo, io credo non ci siano problemi ad arrivare fino in alto, anche se mi è stato detto che è da paura arrivare fino in alto. Ecco, come non detto, qui è tutto sigillato. Mi sono sbagliato, è andata male, però aspettate un attimo che andiamo a vedere anche dall'altra parte, perché siccome ha due lati l'idrovia, magari dall'altra parte si sale. Eccola qui, guardate. Purtroppo ci è salita troppa gente e hanno chiuso tutto, però noi per fortuna abbiamo trovato il modo di salire. Mi è stato detto che dall'alto, dall'amico Filippo di Marghera, mi è stato detto che dall'alto è veramente da paura la vista, ma proprio da aver paura. Noi siamo qui, quindi ovviamente arriveremo fino in alto. Non vedo il motivo di non salirla tutta. Poi torneremo giù perché sicuramente ci hanno visto in tanti salire. Guardate. Guardate che spettacolo, che spettacolo. Ok, che spettacolo. I soliti colombi. Qui è la passerella dall'alto. Filippo mi aveva detto stai attento che fa paura. Questo credo sia l'Argano che calava questa diga, questa qui gialla, probabilmente doveva immergersi e bloccare il canale. Pazzesco, ma è sicuro come posto? Sì, è sicuro, non per i bambini ovviamente. E guardate che vista che c'è. Guardate che roba. È stata una visita abbastanza veloce, però direi interessante. Un'altra di queste porte più piccola c'è vicino a casa mia, a Mira, ma non ci ho mai fatto il video. Guardate che roba. Qui intorno hanno fatto un anello, una specie di anello, si chiama Nordic Walk, dove appunto le persone possono praticare il Nordic Walk o comunque andare a correre, fare footing. Poi vedete che ci sono le scale che portano giù fino alla riva, e qui c'è questa gigantesca diga che io presumo saliva e scendeva appunto per bloccare l'acqua, magari se c'era della secca, adesso non lo so, oppure se c'era un dislivello tra la zona di entrata e la zona di uscita, io non ne ho idea. Comunque molto interessante, non c'ero mai stato, non sapevo si potesse visitare. Eccola qua, qui potete vedere la diga.
Guardate che spettacolo, cioè che spettacolo nel senso, la maestosità di quest'opera che tra l'altro è l'ennesima cattedrale nel deserto che io vado a visitare, perché è un'opera incompiuta che purtroppo è costata milioni e milioni di euro alla collettività ed è qui totalmente abbandonata. Uno spreco di denaro pubblico, un enorme spreco di denaro pubblico che noi paghiamo come sempre, Chissà perché ci sono le ruote su questo apparecchio, forse si calava fino in fondo. Ragazzi, qui ci vuole un architetto, qui ci vuole un esperto in architettura, non lo so. Questa probabilmente era la sala controllo, da qui si comandava. Esatto, da qui si comandava la struttura. Adesso andiamo a vederla da fuori. Non sono molto elastico, forse l'avrete anche notato. Non sono molto elastico perché ho 52 anni. Allora, eccoci qui. Qui siamo alla sala comando della struttura. Da qui venivano comandate le chiuse della diga. Da qui venivano comandate le chiuse. Proviamo a vedere come si presenta davanti questa struttura. Beh, solite scritte, soliti murales. Qui c'era l'ingresso principale che è stato chiuso. E appunto non si potrebbe entrare da qui. Io non so che fare perché non sono, vi ripeto, molto elastico. Sapete cosa faccio? Entro lo stesso. Non sono elastico, ma ci passo e ho la mia pila fedele. Qui hanno portato via il rame, ma non c'erano dubbi che avrebbero portato via il rame. E qui siamo, dire nella sala comando è un parolone. In quella che era la sala comando, qui sono dei pannelli devastati, vetri antisfondamento rotti, perché vedete questi vetri sono spessi più di 1 centimetro, sono quasi come quelli delle banche che ho visto anche nelle zone militari, antiproiettile. E niente, totale abbandono, totale degrado. Questo è ciò che resta di quell'immensa opera chiamata idrovia Padova-Venezia. E piange, guardate i pannelli, guardate che roba. Queste sono, io non sono un esperto, ma queste sono delle bobine. Ecco, adesso usciamo. Il laccetto della pila che mi si aggancia su un'inferiata. Bene, adesso lo vediamo dalla strada. Prima di salutarvi, eccolo qui, questa è l'idrovia, la vedete? Eccola qui. Noi siamo stati là sopra, c'è addirittura l'erba, vedo sul tetto. Sala comando, piccolo parcheggio per i dipendenti, e qui c'è l'idrovia, proprio il canale. Io ringrazio tutti per aver seguito questo video. Sapete che cerco sempre di fare cose sempre più interessanti. Il luogo è interessante, ben tenuto, anche se comunque purtroppo vandalizzato. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.